Va ora in onda la rassegna stampa. Vabbè, insomma, non mi lasci fare il mio comizietto. Cioè, stavo facendo il comizietto al regista. Buongiorno Francesco, buongiorno. Lo sai, è tardi, 7:31. Stavo già sforando, hai ragione, bisogna essere perfezionisti. Chiaramente voi siete solo una piccola parte molto sfortunata della mia mattinata, perché poi quando il microfono è chiuso e io vado avanti a parlare, non pensate che mi zittisca. Mi zittisco quando arrivo a casa perché ormai quelli mi conoscono e quindi sanno che la frase che dicono Sammy Varin non sei in radio. Che palle, oh, quando te lo dice persino tua moglie, tua figlia Tabata, allora. Mentre qua in radio è un comizio continuo, quindi stavo aggirandomi avanti e indietro, bello, facevo il propedeutico alla trasmissione, quindi stavo convincendo che non ce n'è neanche tanto bisogno, Francesco, insomma, che quello che sta accadendo effettivamente deve essere poi preparatorio a un fare squadra per cercare di risolvere davvero i problemi. E vabbè, ed eccomi qua, perché è ora della rassegna stampa. Buongiorno, buongiorno. Allora aspetta, sai dove ti porto? Scrivo su Google Radio Libertà, perché mi piace partire in questi giorni con il sito internet di Radio Libertà, perché molti di voi lo stanno scoprendo grazie alle mie parole, grandissima Ornella Vanoni, poi se n'è andata, ragazzi miei, ma cosa c'entra con Ornella Vanoni? Cosa te ne frega? Stai via un weekend e muore Ornella Vanoni, capito? Cioè quella non poteva morire. Penso sinceramente che non sia morta perché rappresenta quel qualcosa, ma rappresenta anche una nostra parente. C'è sicuramente una nostra parente anziana che ha un po' dell'Ornella Vanoni, quel ribellarsi comunque, nonostante tutto, nonostante l'età, nonostante che uno neanche le palle piene, quando arriva a 90 anni una persona è anche un po' stanca. E invece no, ti ribelli anche alla stanchezza, non cedendo e dando ancora modo di prendersi in giro, di scherzare sugli altri e su te stessa. È bellissima questa cosa, speriamo di poter avere un po' di Ornella Vanoni dentro di noi anche quando saremo più grandicelli, rompicoglioni sì, ma con un po' di Ornella Vanoni. Stavo dicendo, sito di Radio Libertà, a cosa serve? Per una controinformazione, per sentire i commenti veramente di chi non vi aspettate, ad esempio di Francesco Borgonovo, perché è proprio l'apertura di questo sito, il nostro direttore Giovanni Sallusti lo ha intervistato l'altro giorno. La bella notizia è che sta per partire una trasmissione di Borgonovo, lo sapete, lui è dentro nel quotidiano La Verità e ha il timone di una bella testata come La Verità. Bene, prossimamente lo sentiremo su queste frequenze con una trasmissione settimanale, anzi bisettimanale, da quello che ho capito. Sul sito della nostra radio, radiolibertà.net, ci sono i giornali visti da Sammy Varin e che sono poi i vostri giornali, quelli che sto per leggervi. Ogni mattina una selezione particolarissima compare sul sito di Radio Libertà e non è mai una selezione noiosa, ve l'assicuro, non ne sono capace di fare una radio noiosa, non mi hanno programmato per essere noioso i miei genitori, cosa devo dirvi? In qualche modo gli è venuto così il Sammy Varin. È tutto un magna magna, signori, e già gli appuntamenti dei weekend non soltanto per andare a feste, sagre, per mangiare bene, ma soprattutto sul sito di Radio Libertà è possibile aiutare Radio Libertà cliccando la tendina a sinistra e poi in basso dona ora. Sostienici con una donazione.
Cosa vuol dire? Vuol dire che noi campiamo e ogni tanto, anche nel weekend, ho incontrato gente che mi chiede: "Ma come vivete voi?" Non benissimo effettivamente, cioè bene da un punto di vista, le soddisfazioni che ci date voi ascoltatori sono immani, sono immense, soprattutto appunto quando vi incontro per strada, alle feste della Lega, eccetera. Dal punto di vista frinfron, soldareccio, qui lo stipendio arriva se ci date una mano. Lo sapete, c'è il Parlamento, Camera e Senato che sponsorizza le nostre trasmissioni. Noi intervistiamo quotidianamente rappresentanti della Lega e del centrodestra, ma attraverso una vostra donazione riusciamo a campare meglio e magari riusciamo anche a comprarci prima che finisca la carta per la fotocopiatrice, quelle cacchiate che sembrano cacchiate ma sono importanti in un giornale, nel nostro caso un giornale radiofonico. Quindi attraverso il sito Radio Libertà, con un semplice bonifico con la carta di credito, potete darci il buon Natale anche con soltanto, e ve lo consiglio, 5 euro, che è una cacchiata, ma vi fate vedere e sentire dicendo: "Uè, Sammy Varina, alle 7:36 ti ascolto, mentre vado in ufficio, mentre faccio le pulizie, mentre non faccio assolutamente niente, belli, tranquilli, stravaccati sul letto, lo so che siete in tantissimi e scegliete la mia voce. Grazie, è un onore grandissimo entrare non in punta di piedi nella vostra casa, perché non sono per niente gentile e carino, questa è una rassegna che deve tenervi sveglio d'altronde, e quindi sveglia, giù dalle brande, e che cavolo, se alzate il culo da quel letto, prima o poi lo farete, che cavolo, ricordatevi che si può andare anche in posta, prendere uno di quei moduli bianchi e scriverci conto corrente postale 37671294, segnatelo su un fogliettino, cazzoni, 37671294 è il numero del conto corrente postale di Radio Libertà. Naturalmente Radio Libertà, via Bellerio, Milano, contributo volontario, e anche qui, ragazzi miei, cioè 5 euro non sono nulla, se poi diventano 10 o 50 ve ne saremo grati per l'eternità, ma per sostenere una radio che è sempre lì, quando tu scrivi Radio Padania, è che il nostro vecchio nome su Google viene fuori Radio Padania chiude, ma questo è da 20 anni che viene fuori, ti giuro, cioè quando esisteva anche, poi non ha mai chiuso per fortuna, semplicemente abbiamo cambiato veste. Anche Radio Libertà, secondo me, tra poco Radio Libertà chiude, e non è vero, perché andiamo avanti lo stesso. È chiaro che abbiamo le pezze al culo, non so se l'avete capito. Sono stato chiaro, Francesco? Dici che hanno capito? Non hanno capito? Hanno capito! E allora ditemi che avete capito attraverso un WhatsApp 340 6709 659, è il nostro numero riservato a voi ascoltatori, nuovi, vecchi, futuri, semplicemente memorizzando sul vostro cellulare 340 6709 659. In qualunque momento del giorno o della notte ci dite la vostra sull'argomento che più vi ha colpito, quello che magari non hanno commentato nel modo giusto i giornaloni, e allora ci mettete anche il vostro commento e io ve lo leggo, perché siete molto più importanti dei nostri giornaloni, che comunque vado a leggervi occupando 10 secondi per vedere se è scoppiata una guerra mentre io dicevo le mie cacchiate. No, c'è comunque anzi la pace che sta per scoppiare, dici niente, dai che ce la facciamo. Ucraina, ma che cosa vogliono gli Stati Uniti? Si chiede il Corriere. I 5 nodi chiave dai confini alla sicurezza. E oggi proprio su questi giornaloni ci sono tutti i nodi di questo possibile profilo di pace che potrebbe finalmente scoppiare, e c'è dentro anche l'Europa, chiaramente. Europa in campo, Trump attacca Zelensky, nel senso che noi siamo stati lì a guardare, e quando si sono fatti l'accordo di pace tra Stati Uniti e Russia, senza Zelensky abbiamo detto forse è meglio che diciamo qualcosa, no? Santa polenta. Sono su Repubblica, c'è la guida di Repubblica che si chiede
quanti anni di stipendio servono per comprare casa, cioè capisci che apri Repubblica e ti viene voglia di richiuderla. L'assa sta per Piaset, l'assa sta. E poi a Ginevra si tratta sulla pace. Oh, mica Gorgonzola, Casalpusterlengo, a Ginevra, per far vedere che anche l'Europa non può stare zitta. Secondo me pensiamo tanto alla ricostruzione. Ricostruiamo, chi paga non si sa. Donbass, esercito e ricostruzione, appunto, i 24 emendamenti europei. Io devo fare il mago, che so mago Varin, frim from, mago Varin. E giustamente l'Europa dice, ma come? E questi due fanno la pace, e Europa che fa? E i soldi a noi niente. Va bene, non sono per fortuna accadute cose strane durante la notte. Devo dirvi, su gran parte dei giornali, ed è un motivo per cui mi sono alzato abbastanza contento quest'oggi, ci sono i vostri argomenti, cioè quelli che la scorsa settimana mi avete messo qui sul tavolo con le vostre telefonate, perché lo sapete, poi dopo le 9 apriamo anche le linee allo 0292947222, potete entrare in diretta e dirmi il vostro pensiero, ma già in questo momento tanti messaggi arrivano, WhatsApp, mi raccomando, non SMS, perché poi ce li intercettano. 3406709659, inviate un WhatsApp con il vostro pensiero del giorno sull'argomento secondo voi che merita, e io lo leggo. Già alle 8 inizio a leggervi. C'è tanta ciccia, anche variniana, nel senso che sto mettendo su qualche chilo, ma sono contento, insomma. La vostra meditazione degli scorsi giorni, partendo da che cosa? Allora, oggi parto dal quotidiano Il Tempo, perché una delle polemiche del giorno è sicuramente questa: loro sfasciano, noi paghiamo. Già, tutti questi manifestanti di sinistra che manifestano sfasciando, e la polemica, tra poco ci arriva fino a Bologna, dove il sindaco Lepore l'altro giorno ha detto adesso paga, deve pagare lo Stato, paga il governo perché mi hanno rotto tutto a Bologna, eccetera. E oggi sul Corriere, poi ve la leggo, c'è l'intervista al ministro dell'Interno che dice: ma cosa dice questo? Semmai è lui che deve pagare. Allora il Tempo titola: loro sfasciano, noi paghiamo. La piazza di Annun, cori in arabo e inno all'intifada, e spuntano Pedullah, Wellallah del Movimento 5 Stelle e Scuderi di AVS. Piantedosi che dice: non abbiamo ceduto al ricatto di spostare la partita, i danni paghi chi li ha causati. E ricordiamo naturalmente che c'è di mezzo la Palestina libera e tutte queste cose belle, sicuramente, che però sfociano poi in violenza se ci sono gli israeliani che giocano. Sempre sul quotidiano Il Tempo, l'annuncio per gli USA di Trump: i fratelli musulmani sono terroristi. C'è la candidata VS Fatayer che fa la vittima dicendo: il centrodestra alimenta l'odio. Ma l'editoriale di Tommaso Cerno, ancora non si sa niente. Tommaso Cerno, che fa? Il direttore del Tempo o del quotidiano Il Giornale o di tutte e due? Oggi è direttore del quotidiano Il Tempo e Sallusti lo è ancora del quotidiano Il Giornale. C'è questa cosa nell'aria, non si sa bene, l'editoria, sto scherzando, lasciatevi un po' ridere, dai. Tommaso Cerno: se la sinistra non è antifa ma anti-libertà. E che è una bella differenza, oddio, dicevano che i fascisti togliessero la libertà, ma questi ti tolgono la libertà di parlare, di fare qualunque cosa, se non la pensiamo come loro. In prima pagina sul quotidiano Il Tempo, le regionali. Sì, si è ricominciato a votare questa mattina e fino a questo pomeriggio si vota in Veneto, in Campania, in Puglia. Come di consueto, l'affluenza continua ad abbassarsi. In Veneto è più alta che in altre regioni, ma continua ad abbassarsi. E io, signori, la prima domanda che vi faccio, perdonatemi se non è molto intelligente, ma non mi viene di meglio, è: ma secondo voi c'è un sistema per fare
votare un po' di più questi italiani. Io lo vedrei. C'è la solita cazzata, dici no, cioè diamogli qualcosa. Mica soldi, è mica il famoso biglietto della lotteria. Come te lo davano per vaccinarti? Scusa, lo so, poi adesso pensi ai Novax e tutte quelle. No, vabbè, un biglietto della Lotteria Italia per tutti coloro che vanno a votare. Ma secondo me, guarda, sembra una cacchiata. Vuoi capire che se fai una roba del genere aumentano quelli che vanno a votare? Perché comunque ti danno in mano qualcosa. Non mi basta il certificato elettorale con il timbro che ho votato, non mi basta, hai capito? Un tempo mettevano fuori anche il mio nome se non andavo a votare, adesso ormai dovrebbero mettere fuori una cosa gigantesca, un foglione lungo chilometri, no? No, un biglietto della lotteria, secondo me basterebbe questo, per incentivare un piccolo regalo meloniano per invitarvi a votare centrodestra. No, in generale per invitarvi a votare, no? Ditemi se è una cacchiata, perché a volte veramente io le sparo però se dico qualcosa, ricordatevi, qualunque cosa io dica, non l'ho detta io, nel senso che mi ispiro a quello che succede sui quotidiani, quindi ha un fondamento di verità. Così come appunto riflettori sulla campagna, Elli teme faide interne, in Veneto sfida Fratelli d'Italia Lega. Perché? Perché in Veneto, è chiaro, lo ha detto Salvini e lo abbiamo pensato tutti noi, dobbiamo prendere un voto più di Fratelli d'Italia, un voto più di Forza Italia, dobbiamo essere quelli che prendono più voti la Lega, hai capito? E l'appello figlio d'Apollo è per tutti voi, chiaro che non avete ancora votato o che avete parenti, amici o in Veneto, messaggino questa mattina, magari anche condividete se volete da Facebook e da YouTube la rassegna stampa di Radio Libertà, così si fanno un'idea. Naturalmente scherzo, potete votare anche Rizzo, lo fate contento, Rizzo che saltella come un uccellino da una parte all'altra, è un po' Lega, e poi vado con quelli di Patto per il Nord, ma intanto mi candido anche in Veneto contro tutti. Lo amiamo, bravo Rizzo. Sul quotidiano Il Tempo c'è anche Matteo Salvini. Oggi Matteo Salvini compare su molti quotidiani perché tra gli argomenti c'è quello dei bimbi del bosco. Salvini e i bimbi del bosco, scrive oggi il quotidiano Il Tempo. Non mi fermerò finché non torneranno a casa. Devo dire che Salvini è stato uno dei primissimi che si è fatto portavoce di quello che mi avete detto voi negli scorsi giorni. Non so se ve ne siete accorti, parlo degli ascoltatori chiaramente che ci hanno seguito, cioè c'è stata veramente un'insurrezione popolare dei nostri ascoltatori sull'argomento bimbi strappati, ma guarda un po', era proprio il titolo di una trasmissione che avevamo anni fa sui bambini strappati alle loro famiglie fuori da scuola perché andavano magari in classe speciale e allora i servizi sociali e le famiglie. Per quanti anni ne abbiamo parlato su queste frequenze? Il caso Bibbiano, parliamo di Bibbiano, poi non era successo niente, firulì firula. Matteo Salvini ha accolto il vostro urlo di dolore e continua a rompere le palline sull'argomento, sul caso dei bimbi strappati alle loro famiglie, strappati da quel bosco dove ormai vivevano da anni. Ti dico la verità, oggi ne parla Salvini sul Tempo, ma anche gli altri quotidiani, non ce n'è uno che non parli dei bimbi nel bosco. E qui vi arriva la seconda domanda. Cosa ne pensate? Voi che non mi avete ancora scritto niente in questi giorni di questa faccenda dei bambini strappati alle loro famiglie solo perché facevano una vita diversa, ma comunque pulita e decente, a differenza di molti altri bambini, ad esempio quelli dei campi Rom o in altre situazioni di guerra che fanno vite terribili, e nessuno reagisce. Perché è successo questo? Chi ha sbagliato? L'avvocato di questa famiglia dice che c'è stato un problema di comunicazione.
Posso dirvi, avendoli letti tutti, sono qui da prima delle 6, che su ogni giornale si scopre un pezzo di verità che non si sapeva su questa famiglia che da anni viveva in questa casa, anche a rischio sismico, perché comunque è tutta una zona a rischio sismico, ma quella casa a rischio sismico e quindi non si poteva vivere, ma per favore, avevano il certificato approvato, eccetera. Se vi ha colpito in qualche modo la vicenda che è stata vista anche dalla televisione giorni prima che i bambini venissero strappati al genitore, al padre, in realtà ora vivono in una casa protetta con la mamma, si sapevano altre cosettine perché la televisione era andata già a sfrugugliare, a rompergli le palline a questa famiglia. Se scopre qualcosa di più in ogni quotidiano questa mattina. Si scopre anche sul quotidiano Il Tempo che c'è troppa violenza e gli anziani reagiscono. Corsi di autodifesa nei centri per over 65. Questa è una cosa bellissima, in questo caso a Ostia Antica. Scippi e aggressioni sempre più frequenti, i cittadini più fragili mettono i guantoni, ma attenzione, quest'oggi spuntano consigli a sorpresa perché non ne avevo mai visti in questi anni, consigli su come comportarsi quando questa gentaglia schifosa, quasi sempre sono figli del barcone, ricordiamolo, sono figli di immigrati che sanno come vivere in mezzo alla giungla, che insegnano ai nostri figli come comportarsi, come rubacchiare, come picchiare, come violentare, come sfogarsi delle frustrazioni del giorno. Ai nostri figli insegnano tutto questo. E poi se la polemica, se saltate fuori a un pranzo o una cena ad ascoltare gente che dice però gli ultimi che hanno ridotto è diventato disabile quel ragazzo che studiava bello tranquillo e che passeggiava, è diventato disabile per colpa loro, ma loro erano italiani? Tu dici sì, ma chi gli ha insegnato a vivere in questo modo? Ancora una volta loro, i figli del barcone, gli immigrati di seconda o terza generazione. Sì, questa è la pura verità, ragazzi. Non ci credete? E fate bene comunque, perché io vi devo mettere, lo sapete, la grattarola vi devo mettere. Se ascoltando Sammy Varin vi arriva qualche dubbio, bene, ho fatto un buon lavoro. Se non vi arriva nessun dubbio, allora andate avanti ad ascoltare Radio Popolare, signori, o Radio 24, che fate meglio. È davvero, questo è il segreto del Sammy Varin, dire qualcosa che gli altri non dicono e quindi dare adito a dei dubbi a chi ascolta questa radio rispetto alle solite che dicono sempre cose appurate, no? Allora appuriamo che quest'oggi voglio andare sul quotidiano La Verità. Qual è il motivo? Perché La Verità parte proprio da uno dei vostri argomenti, signori, che ci avete davvero insistito su questa cosa, anzi più di uno, ancora meglio, o forse 3 addirittura, e c'è pure l'intervista con Calderoli, e cacchiolina. Allora partiamo dall'inizio. Titolo principale del quotidiano La Verità, che costa solo 1,50 euro, vorrei ricordarvelo: se non siete intelligenti vi possono togliere i figli. In Danimarca, e si parte dalla Danimarca, lo Stato leva già la prole se la madre non passa un test. Cioè fanno i test ai genitori e se non siete bravi ti tolgono i figli. Non è più un'ipotesi così assurda neppure qui, dopo le scelte del Tribunale dei minori dell'Aquila, quello appunto che ha tolto i figli alla famiglia che viveva nel bosco. C'è da abbattere il Grande Fratello in famiglia. Grande Fratello che era proprio arrivato nelle scorse settimane in quel bosco e abbiamo visto in televisione i giornalisti che andavano lì a intervistarli. È stato un bene, è stato un male. Per me è stato un bene che arrivassero lì a far vedere, a documentare. Chiaro che voglio un vostro parere al 340-6709-659. Secondo voi questi servizi sociali hanno fatto bene
a togliere i bambini, perché molto spesso lavorano bene, i servizi sociali servono, si deve mettere in primissimo piano il benessere del bambino, of course, molto spesso esagerano, lo abbiamo visto con certi casi, cioè togliere i bambini a una famiglia tradizionale e darli in mano a una famiglia gay per mostrare quanto sono molto più bravi di noi, gay, ad allevare i nostri figli. Che io non abbia nulla contro i gay, ne siete assolutamente convinti, ci mancherebbe altro. Che però qualche giudice abbia delle idee strane a questo proposito e che sia influenzato da una certa politica è un dubbiettino che a volte mi viene, ma lascia sta, Sammy Varin. Bibbiano non ti dà più una mano e lì non ha fatto niente nessuno, è vero. Insomma, la battaglia del papà nel bosco è diventato un caso politico-culturale, scrive oggi La Verità, e davanti a tutti c'è stato ancora una volta Matteo Salvini della Lega, che è stato il primo a impugnare la cosa dicendo: ragazzi, sarò io che andrò personalmente a parlare con questa gente, con chi ha preso queste decisioni, per capire cos'è successo, dove sta il problema. E ribadisco e discoriba, oggi su ogni quotidiano si aggiunge qualcosa a questo tassello, anche le cose più impensabili, tipo quei 50.000 euro chiesti dalla famiglia per fare un esame del sangue ai loro figli, che sembra una contraddizione, nel senso che questi vivevano bene, tranquillamente, non avevano problemi di soldi, dicevano che i soldi, anzi, bisogna rifiutarli, rifuggerli, perché non portano certo la felicità. Se vivi in mezzo ad animali e con una casa povera, ci mancherebbe, senza acqua, l'acqua corrente la prendevi a una fontana, senza riscaldamento usavi la vecchia stufa, che abbiamo anche noi a casa, alcuni ce l'hanno ancora la vecchia stufa e la usiamo, eccetera. Perché hanno chiesto 50.000 euro per ogni bambino nel caso gli vogliamo fare l'esame del sangue? Era un po' un ricatto allo Stato, dicendo: col cavolo che li faccio esaminare il sangue, non hanno fatto il vaccino anti-covid i loro figli, no, non va bene, non hanno fatto ecco, vedi. Capisci? Ecco, Sammy Varin, tu che li hai fatti tutti i vaccini, capisci come ti sei conciato? Prima un cancro, poi il cuore che hai dovuto sostituire la valvola. Capisci che forse era meglio che anche tu non lo facevi questo vaccino? Chi è che ha parlato? Chi è che ha... Che voce avete mai sentito? Signori, per dirvi, insomma, oggi c'è veramente tanta argomentazione su cui parlare, anche disquisire con i vostri amici, parenti, eccetera. Chiaro, se sono tutti comunisti è una discussione che potrebbe degenerare. No, mai violenza, assolutamente. Oggi sul quotidiano La Verità vi dicevo che riassume un po' tutte le vostre argomentazioni degli scorsi giorni. Sembra quasi che i loro giornalisti ci abbiano sentito, chissà come mai. Ad esempio c'è Francesco Borgonovo, che saluto caramente, che sarà tra poco in diretta, tra poco nel senso tra pochi giorni parte la sua trasmissione proprio qui su Radio Libertà. Sempre sul quotidiano La Verità, la cartolina di Mario Giordano, che pissi bau bau riprende pure lui un altro argomento che vi ha fatto alzare dal divano, e mi piace quando vi faccio alzare dal divano, perché vuol dire che servo a qualcosa, vi ho galvanizzato. La cartolina di Mario Giordano titola: Cara Boldrini, stavolta ha vinto boldrinizzando la destra. E guarda un po', chiaramente è un caso, è la frase che ho detto al nostro direttore Giovanni Sallusti venerdì, quando sono uscito dalla rassegna stampa. Sai che lui fa la trasmissione dopo di me alle 9:30, gli ho detto: guarda, oggi i nostri ascoltatori hanno le scatole girate per questa nuova legge contro la violenza sessuale, che è una cosa bella bella, perché raramente destra e sinistra sono d'accordo in Parlamento, c'è stato un voto unanime, ma questa storia del consenso, un consenso che deve essere libero e attuale,
Allora, solo dalla denominazione capisci che questi ci pigliano per il culo perché nessuno capisce niente, ma ve l'abbiamo spiegato bene e lo spiega anche Mario Giordano nella sua cartolina oggi sulla Verità. È una boldrinata. Prima di tutto perché deriva in effetti da una legge che aveva fatto la Boldrini anni fa e c'era stato già il chi va là qualche mese fa dicendo attenzione, qui ci vogliono far fare un certificato, prima di fare all'amore ci vuole la dichiarazione che ehi, ci stai! Goran Kuzmina, che ve lo ricordate? Sarebbe da mettere. Ma c'è qualcosa di più, nel senso che devi dimostrare che quella ci stia in ogni momento del rapporto, ragazzi. E come fai a dimostrarlo? Boh, ne parla Mario Giordano quest'oggi sul quotidiano La Verità, che parla anche con l'epidemiologo Franco Berrino. L'esitazione vaccinale nasce dai pasticci fatti in pandemia. E poi naturalmente Piantedosi che sistema l'Epore, il sindaco di Bologna, dicendo paghi chi sfascia. Il ministro dell'Interno liquida le richieste di danni che il sindaco di Bologna aveva girato al Viminale, contestando la gestione dell'ordine pubblico nella città, dove Propale e centri sociali hanno ferito 16 agenti. Ragazzi, come vedete, oggi non ci annoiamo. Sulla Verità c'è anche Silvana De Mari che dice viva chi non salta comunista è! Vi spiego perché salto col Premier e ditemi un po' voi se non avete saltato anche voi gridando chi non salta comunista è! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Solo un assaggio certamente, ma per farvi capire che ragazzi, tra un mese è Natale, 24, oggi è il 24 novembre e tra un mese praticamente si arriva alla notte di Natale e proprio questo weekend sono state accese le luci di Natale, le abbiamo viste un po' dappertutto e cominciamo a fare un programmino, almeno insomma a portare i nostri bimbi, i nostri ragazzi, i nostri nipoti a vedere qualche posto particolare per creare la famosa atmosfera di Natale. Mi raccomando, ci conto, i miei ascoltatori devono ritrovare anche questa gioia bambina del Natale, anche se poi i nostri figli, i nostri nipoti hanno capito che Babbo Natale non esiste più. Penso che la generazione dei miei figli, e Tabata e Elia hanno 14 anni, lo sapete, molti di voi li hanno seguiti dalla nascita comunicata in diretta da Sammy Varin dall'ospedale fino a tuttora. È l'ultima generazione quella di chi oggi ha 14 anni, con i quali siamo ancora riusciti a nascondere questo imbroglio di Babbo Natale. Posso parlarne perché adesso i bambini sono a scuola, quelli più piccoli, ma l'hanno scoperto benissimo perché ormai su TikTok, con il telefonino che ha sostituito noi genitori,
e sanno tutto. Qualunque cosa non sanno la chiedono all'intelligenza artificiale, sulla quale sta scoppiando anche un casino, ragazzi. Ma a voi è comparsa la pubblicità? A me sì, non so a Francesco che è un altro internettaro, ti è comparsa la pubblicità dell'intelligenza artificiale con la bellissima ragazza che dice chiedimi quello che vuoi, faccio quello che vuoi? Cioè tu gli scrivi adesso gioca con i tuoi capelli e la vedi che gioca coi capelli. Adesso inginocchiati e lei sempre sorridente si inginocchia. È una app, chiaramente sarà a pagamento per il momento, che gli fa fare a questa bellissima ragazza tutto ciò che vuoi. Mi è comparso su Instagram. Sono rimasto di merda. È come pubblicità e quindi non è possibile inoltrarla, non è possibile whatsapparla di qua e di là stranamente. Però è un alto là potentissimo, ragazzi. L'intelligenza artificiale ci sta veramente sostituendo a noi genitori e chiaramente l'atmosfera di Natale sarà influenzata anche da queste cose. Finché siete in tempo, portate i vostri bambini a riscoprire quella bella atmosfera di Natale, perché già l'anno prossimo forse sarà troppo tardi. Piove, fa freddo, c'è traffico, ma poco importa, perché se ascolti Radio Libertà dalle 7:30 del mattino trovi quella pazza rassegna stampa di Sammy Varin e la giornata prende un'altra svolta. Ah, Pierluigi, se non ci fossi tu che mi dici queste cose, io mi metterei a piangere. Sammy, avevi detto che ci saresti stato a Castelcovato, ma non c'eri, Castelcovati, ma non c'eri. Peccato, volevo salutare il mio fedele compagno di allenamento mattutino con la migliore rassegna stampa del mondo, e poi mi fai i complimenti, mi fai sentire in colpa. È vero, non ce l'ho fatta perché avevo veramente un impegno dietro l'altro da taxista, nel senso che noi genitori a una certa età diventiamo taxisti dei figli, li devi accompagnare a questo corso, a quell'altro, e c'è il saggio, e c'è la festa, e c'è il pattinaggio su ghiaccio. Adesso sta idea balzana di mettere le piste di pattinaggio su ghiaccio appunto sotto Natale, e ci devi accompagnare i figli, poi li devi andare a riprendere, almeno non devi star lì a guardare, ecco, perché comunque sono grandicelli in mezzo alla gente. E quindi sì, non sono riuscito ad andare a Castel, ma comunque non c'era nessuno comunque a Castelcovati. Salutiamo il nostro ex collega Giaffreda che mette fanno ridere i polli questi, per far vedere che non c'era nessuno alle feste della Lega a Castelcovati in provincia di Brescia. C'è stato il festone della Lega Lombarda venerdì, sabato e domenica con migliaia di persone, c'erano i big della Lega e questi vanno a fare la fotografia quando non è ancora arrivato nessuno, no? Ma pensa che noi siamo boccaloni? Ma dai, ma è bello che questa gente che ha lavorato, è un mio fratello, il Mirko Giaffreda, ci mancherebbe, ha lavorato per decenni con la Lega e conosce meglio di tutti noi i segreti di come si fa a imbrogliare la gente, che normalmente era la sinistra che faceva queste cose. Ti fa la foto quando ancora non è arrivato nessuno o quando al contrario sono andati tutti via. Cioè, adesso per far vedere che noi del Patto per il Nord, sì che noi siamo bravi eccetera, non fa un cazzo, però siamo bravi, la Lega fa la foto quando non c'è ancora nessuno alla festa. Ripeto, vi vogliamo bene e siamo contenti che siate arrivati voi a battervi per il Nord. Peccato che inventarsi una Lega ogni 3-4 anni, ragazzi, non è un'idea originale, è una cosa che è già successa in passato. Di Lega ce n'è una sola e non facciamoci le leghe, perché così fate soltanto sorridere il PD, che infatti avete invitato alla vostra festa, alla vostra riunione. Va bene, dialogare col PD è importantissimo. Zitto, va. Grazie comunque, certo, ai tantissimi messaggi che mi stanno arrivando a 340 6709 659, ma la finanza si sta muovendo per presunte tangenti che guarda caso fanno capo a Verdini. Non mi piace, sento puzza contro Salvini. Graziella, ma non pensare male. Ciao, alle spalle un gran giro di soldi. Di che cosa parlava questo? Non lo so, forse della storia dei bambini del bosco.
Non sono assolutamente d'accordo per quanto è stato fatto a questo proposito. La domanda che faccio è: come mai questi bambini non andassero a scuola? La scuola non è la scuola dell'obbligo o lo è solo per alcuni? Speriamo che presto i bambini tornino a casa, ci scrive Pina. Beh, c'era comunque un insegnante che andava a insegnare loro in questa abitazione, quindi non è che non c'era nessuno. L'unico dubbio che ho io, vi posso dire la mia, da genitore certamente, ma anche da quello che è obbligato quotidianamente a leggere tantissimo, proprio dal punto di vista della socialità. Il dubbio che mi viene è questo. Leggo, perché oggi te l'ho detto, su gran parte della stampa si aggiunge qualche cosa, ogni giornale aggiunge un tassello a questa vicenda dei bambini nel bosco strappati alle loro famiglie, bambini strappati. Una nostra vecchia trasmissione che si chiamava proprio così, #bambini strappati. Siamo quelli che hanno lanciato lo scandalo di Bibbiano, l'abbiamo portato a Pontida, lo sapete. Poi è saltato fuori che non c'entrava niente, non avevano fatto a nessuno, niente, no, beh. Questi bambini che vivevano nel bosco, dal punto di vista della socialità, saltato fuori, proprio oggi ne parla qualche quotidiano, che comunque c'erano altre case nel bosco con famiglie che li andavano a trovare, quindi forse giocavano anche con altri bambini. La mia unica paura è proprio quella della socialità. Allora, da una parte non dargli in mano il telefonino è forse bellissimo da un punto di vista, e anche noi genitori dovremmo cercare di limitare questa cosa, non solo per noi, ma soprattutto per i nostri figli e nipoti, ma non se ne fa più a meno ormai del telefonino. Dall'altra parte la socialità, imparare a mettersi davanti a un altro, a ridere, a scherzare con lui, ma anche a contrapporsi, senza usare violenza. Questa è la prima cosa che dobbiamo insegnare, ma contrapporsi significa a farvi fronte. Questo forse è quello che mancava a questi ragazzi, perché poi, prima o poi, questi in una città ci dovranno andare, dovranno incontrare altra gente. Purtroppo dovranno incontrare i famosi Maranza, i figli del barcone e tutta questa gentaglia che sta insegnando già ai nostri figli come ci si comporta nelle città, che è meglio sempre avere un coltellino in tasca, meglio se è macete, così rispetti la tradizione islamica, che si può fare Tarush Gamea l'ultimo dell'anno, e certo, anche quella è un'antica tradizione, circondare le ragazze e poi vai che le tocchiamo. Come faranno fronte a questa cosa se hanno vissuto fino all'altro giorno in un bosco? Sembra la storia di Tarzan. Non scherziamo, questa è forse è l'unica scusante che potrebbero avere quei giudici che hanno strappato questi bambini alle loro famiglie. Forse questa potrebbe essere l'unica, però chiedo a voi un parere e so che mi inonderete di messaggi e sono qua per quello. 340 6709 659. Scrivetemi che poi vi leggo. Caro Sammy, per le presenze alle urne basterebbe renderla obbligatoria, perché è un dovere, ci scrive Luciana, obbligatorio il voto, cacchiolina, e altrimenti carabinieri a casa. Certo, dovrebbero passare anni a visitare molte case. No, ma te l'ho detto, io mi accontenterei di un regalino, non una scarpa e poi ti regalo quell'altra se hai votato, no, ma anche semplicemente un biglietto della Lotteria Italia, per dire, una cacchiata di questo tipo. Guarda che gli italiani sono veramente dei buruburu, altro che quelli che vivono nella foresta. Cioè, se gli diamo un contentino di questo tipo, secondo me ci vanno a votare. Poi magari ti votano scheda bianca o scrivono parolacce, perché sono furbi, dicono mi dà il biglietto e io lo piglio pure per il culo, no? Però almeno ci andrebbero a votare. Va bene, stiamo deviando? Certo che su questo canale hanno un'ossessione boia di questo governo. Mi fa vedere la 7, no? Il codice genetico reazionario della destra, con la solita trasmissione della solita giornalista rifatta, che bisogna stare attenta da che parte la riprendi, se no... Silvio,
magistrati che comandano tutto. Silvio è Silvio da Torino, non è lo spirito di Silvio, ma anche un po' quello. Magistrati che comandano tutto, pare che nessuno decida niente senza di loro. E questo è il motivo per cui un governo fa una riforma, fa qualunque cosa e poi i magistrati sono lì che ci speculano sopra, la impermeabilizzano, la rendono diversa da quella che era. Io volevo fare analizzare il vino che avevo comprato e mi sembrava cattivo. All'ufficio di igiene mi hanno detto di fare un esposto prima di sapere se era buono. Illogico, prima voglio sapere se è buono, poi decido come muovermi. Assurdo. Silvio da Torino, complimenti per la tua costanza e che hai voglia di fare queste cose. Bisogna avere voglia e anche tempo, insomma, quando uno poi in pensione magari se lo può permettere. Lo farò anch'io quando sarò più grandicello. Torno sui quotidiani, grazie, poi vado certamente a leggere quanto mi state scrivendo, siete in tantissimi e io sono con voi, lo ribadisco e lo discoriba, anche dalle 11 a mezzogiorno, perché molti poi a quell'ora, lo so, hanno altro da fare, eccetera. Col cavolo, non dovete fare assolutamente niente o se fate qualcosa dovete farlo con Sammy Varin. E certo, il bello in questo caso è proprio riuscire a dire, bene, sono con Sammy Varin, vado da Sammy Varin e faccio tante cose con Sammy Varin. Se non lo fate, effettivamente vi perdete la rassegna stampa. Vi perdete appunto la voce di Sammy Varin con le notizie che altri non vi raccontano. Allora, sì, sto intanto che vi parlo, sì, lo capite, no? Sto leggendo i messaggi che mi dicono forse è meglio che leggi questa cosa, perché non leggi quell'altra? Me fate impazzire questa mattina, io non mi voglio muovere dal quotidiano La Verità, voglio farvi questo incredibile regalo, partire dal quotidiano La Verità. Sono pazzo? Sì, lo ammetto, sono pazzo, perché all'interno del quotidiano La Verità c'è la prima analisi, ideologia al potere, la chiama La Verità, della vicenda bimbi nel bosco. Chiudevano in casa i bimbi per il Covid, ora li levano ai genitori per la socialità. A proposito proprio di quello che diceva prima Sammy Varin, cioè l'unico dubbio che mi è venuto era proprio sulla socialità di questi bambini. Riusciranno a far fronte poi a incontrare persone in città, e lo vedi quali persone che si incontra oggi in città, stando tutto il giorno con una mucca e un asinello, e giustamente mi smonta immediatamente La Verità dicendo sì, ci chiudevano in casa per il Covid e abbiamo visto ancora oggi quanti problemi questa chiusura ha lasciato psicologicamente dentro di noi. Ora li levano ai genitori proprio per questa socialità. Il Tribunale dell'Aquila non ha strappato i tre piccoli ai Trevaillon, la famiglia, a causa di problemi scolastici, ma per preservare quelle relazioni che sono state calpestate in pandemia. È chiaro, Borgonovo eccita la vostra arrabbiatura da pandemia, cari Novax all'ascolto e gran parte di voi acquistate ogni giorno al quotidiano La Verità, dicendo che comunque è una cosa vera. Ci hanno chiuso in casa fottendosene altamente. Adesso che c'è qualcuno che vuole vivere in mezzo alla natura e c'è tanto di moda il green, dice oggi Salvini in altre interviste, cerchiamo di inquinare poco, eccetera, una casa completamente green che ha persino i pannelli solari, pochi lo dicono, viene messa a repentaglio perché vivono in modo diverso, come forse molti di voi e di noi vorremmo vivere. Francesco Borgonovo oggi ne parla, pagina 2 del quotidiano La Verità. Chiaramente ci sono i magistrati, l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, si sente come essere la Cassazione, dice atto giusto, le parole all'avvocato, la prole all'avvocato quando ci liberate, i bambini dicono così all'avvocato,
della famiglia, fissato per il 6 dicembre un sit-in davanti al Ministero, e la foto che c'è è quella proprio di Matteo Salvini. Matteo Salvini è tutto un arco politico, si sono scagliati contro quei giudici. Una linea netta che però scivola oltre il confine. Qui non si tratta di difendere la magistratura da un'aggressione, come fa la ANM, che dice atto giusto, ma di giudicare la bontà di un atto mentre quell'atto è ancora oggetto di contestazioni, ricorsi, verifiche, e c'è tutto un bel articolone che spiega un attimino quale può essere stato l'errore procedurale di questi giudici, togliendo i figli alla famiglia, ricordiamo, permettendo comunque che la mamma fosse con loro, almeno questo, se no sarebbe scoppiata la rivoluzione, secondo me. Paginone sull'argomento bimbi strappati, parlando appunto dal punto di vista procedurale, se è stata una cosa giusta oppure no. Pagina 7, Meloni unisce Unione Europea e USA sulla pace in Ucraina, è un altro degli argomenti del giorno. Questi 24 nuovi punti per far finire la guerra tra Russia e Ucraina, e il Corriere ce li ficca dentro tutti quanti, li dovete studiare a memoria se comprate il Corriere. Tra questi pure, secondo il Telegraph, il reintegro della Russia nel G8. Rubio, è stata una delle giornate più produttive da quando siamo stati coinvolti, e Zelensky adesso ringrazia The Donald. C'è un paginone anche sul quotidiano La Verità, ma che interessa a noi è Carlo Cambi un po' più in basso. Carlo Cambi, che è uno di quelli che parla su questa radio la mattina con Giulio Cainarca dopo le 10. Piantedosi risponde all'Epore, scrive Carlo Cambi, i danni li paghi chi ha distrutto. Il ministro dice la partita andava giocata, non potevamo cedere al ricatto antisemita, ma soprattutto la domandona, la partita, lo sapete, gli israeliani a Bologna, Eurolega, Virtus Bologna, Maccabi di Tel Aviv, chiaramente poi ci sono stati quelli che hanno mandato all'ospedale i poliziotti. E il sindaco di Bologna, Lepore, non voleva che ci fosse questa partita. All'Epore, cioè, se non la fai a Bologna, dove la fai? A Modena? La fai? Cioè, ogni sindaco avrebbe detto la sua, ti pare? Vabbè, comunque, ragazzi, anche qui c'è da meditare e lo spazio sulla verità c'è e come. Ma chiaramente il fatto che Sammy Varin oggi spenderà 1,50 € per il quotidiano La Verità è l'intervista a pagina 9 di Roberto Calderoli, intervistato da Federico Novella oggi sul quotidiano La Verità. L'autonomia aiuterà le regioni ad alleggerire le liste d'attesa. Altro argomento principe, clou di ogni discorso con chiunque incrociamo. Quando prendiamo un appuntamento bisogna aspettare mesi, se non anni, se non hai un'assicurazione, certamente, come avviene da sempre in America e in altri paesi, ti curi pagando. Qui in Italia abbiamo questo sistema stupendo, d'altronde le paghiamo le cure, prelevandoci soldini dal nostro stipendio, ci mancherebbe altro, però dobbiamo aspettare mesi, se non anni, per averle. Se invece abbiamo l'assicurazione o paghiamo privatamente, si va anche il giorno dopo, molto spesso dallo stesso dottore, e per il quale ci vogliono anni prima che ti guardi se vai col sistema sanitario nazionale. Roberto Calderoli intervistato oggi sulla Verità. L'opposizione strepita, ma si è trattato per un anno, parlando di autonomia. Ai governatori dico: la preintesa è un'opportunità. Più libertà a chi lavora bene, più Stato per gli altri. Lo sapete, ci sono state queste preintese di argomenti fuori dai LEP che dobbiamo ancora sistemare, decidere, e tra queste cose c'è anche la sanità. La preintesa è con le regioni, chiaramente, che hanno aderito, che sono per il momento tutte di centrodestra, e ci mancherebbe. Qua bisogna impugnare politicamente qualunque cosa. Se una buona novità arriva dal centrodestra, e non va bene, l'ha fatta il centrodestra,
Se poi una buona novità viene fatta da centrodestra, da centrosinistra, ti accorgi che è una cazzata. E questa la chiudiamo tra parentesi tonda, Grappa parlando di quella sulla violenza sessuale. Ma non l'ho detto io, ci arrivo tra poco, non l'ho detta io. Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha appena dato un colpo di acceleratore al grande sogno leghista dell'autonomia differenziata. 4 accordi preliminari con altrettante regioni del nord, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, su materie precise: protezione civile, previdenza complementare, professioni e coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Con queste preintese è stato servito l'antipasto dell'autonomia. Si è attirato ancora una volta alle ire dell'opposizione Calderoli. Perché l'ha fatto? Risponde il ministro. Abbiamo trattato per 1 anno con le regioni, 8 ministeri coinvolti, più il Dipartimento della Protezione Civile. Siamo arrivati a un testo che accontenta molti e scontenta pochi. E gli alleati? Dice Calderoli, c'è stato un vertice di maggioranza con tutti i leader, Giorgia Meloni ha condiviso i contenuti e il metodo, i governatori hanno preteso un'autorizzazione specifica del Premier e questa delega si è materializzata una settimana fa, cioè la Premier ha firmato l'autorizzazione e poi abbiamo firmato tutti avendo un testo in mano. Potrò portare questo schema di intesa in Consiglio dei Ministri entro dicembre. Intanto lancerò un appello a tutti i governatori, soprattutto quelli che saranno neoeletti. Lo sapete, oggi si vota fino alle 15, in Veneto, in Puglia, in Campania. Dopo le 15 speciale filo diretto, bada ben, con i nostri giornalisti del pomeriggio, col nostro direttore, con Antonino Danna, con tanti ospiti, perché verranno fuori i primissimi risultati. Chiaramente siamo curiosissimi. Per alcune regioni del Mezzogiorno la preintesa sarebbe un bel passo in avanti, dice Calderoli. Si è fatto un gran parlare per slogan intorno all'autonomia differenziata e poco si è parlato dei contenuti. Per esempio, gli chiede La Verità, cosa cambia sulla protezione civile con queste preintese? In caso di evento catastrofico, invece di aspettare per mesi che lo Stato dichiari una regione in emergenza nazionale, il presidente di quella regione potrà emanare una prima ordinanza e potrà affrontare gli eventi con maggiore tempestività. Fa comodo a tutti, sia in Calabria che in Lombardia, e purtroppo di emergenze in tutta Italia ce ne sono settimanalmente quasi. Nelle preintese è finita anche la gestione della sanità. Sentite qua. Ma sotto quale punto di vista? Risponde Calderoli sulla Verità. Ci sono troppi parametri a livello nazionale che mettono un tetto alla spesa farmaceutica, ai gas medicali, al personale e alla medicina convenzionata. Alcune regioni hanno degli avanzi economici ma non riescono a spenderli, come la Lombardia, ad esempio. Con queste intese concediamo autonomia nella gestione di alcune spese sanitarie, senza far pagare un euro in più allo Stato. È l'unico strumento con cui si potrà concretamente affrontare il tema delle grandi liste d'attesa. Guarda che questa roba è interessante. Grandi proteste arrivano dal centro-sinistra e dai sindacati. Dicono che prima di muoversi sull'autonomia bisogna fissare i livelli minimi che lo Stato deve garantire su tutto il territorio nazionale, i famosi LEP, altrimenti si spacca il paese, risponde Calderoli. Se uno non capisce ciò che è stabilito per legge non so cosa farci. 9 materie sono già cedibili alle regioni e si può procedere tranquillamente. Ma la consulta non vi ha smontato la legge? Al contrario, dice Calderoli, ha confermato l'intero impianto. Di più, ha detto che possiamo procedere anche sulla sanità. Il cammino dei cosiddetti LEP sembra davvero accidentato? Mercoledì prossimo inizierà l'incardinamento della legge delega per la definizione dei LEP. Io dico di partire intanto con le preintese dove è possibile, poi la strada facendo procederemo anche con le altre materie. I tempi? Gli obiettivi di legislatura sono questi: la conferma delle preintese con le regioni che ci stanno, la definizione dei LEP. Durante il cammino parlamentare, che durerà almeno 1 anno, si potrà andare avanti a negoziare una parte delle materie coinvolte. Signori, l'intervista è lunga e prosegue assolutamente. Vi consiglio vivamente di acquistare oggi il quotidiano
La Verità. Per la separazione delle carriere ho lottato una vita, sono sicuro che il referendum passerà, i critici stiano tranquilli, il governo andrà avanti. Un Calderoli a tutto campo, se non l'avete incrociato alla festa della Lega Lombarda in questo weekend, incrociatelo quest'oggi a pagina 9 del quotidiano La Verità, ma a pagina 11 incrociate anche Franco Berrino, il medico colonna all'Istituto Nazionale dei Tumori, che dice: anche io sono stato censurato sui vaccini Covid. Follia somministrarli senza sorveglianza attiva. Oggi molti indizi fanno pensare che abbiano aumentato la mortalità. Le riviste scientifiche obbediscono ad ordini. L'autismo potrebbe essere causato da sostanze estranee introdotte nel bimbo quando si stanno creando le connessioni del sistema nervoso. Franco Berrino ha scritto un libro, Il nostro veleno quotidiano, e non vi dico di che cosa parla, perché non ci sono solo i vaccini, ma tanti altri veleni. Signori, se siete gomblottisti, ma anche al contrario se non lo siete, leggete questa intervista di Maddalena Loi al medico Franco Berrino e capirete molte cose. Capirete anche che tra poco arrivo anche a un altro argomento, quello della violenza sessuale, e nelle prossime ore si ricorderà la violenza contro le donne, e io aggiungo non solo contro le donne, ma c'è qualche ma. Ne parliamo tra pochissimo, minimo, dopo la pausa musicale, con un cantautore grandissimo, nel senso che è uno dei più vecchi, dei più anziani d'Italia. Dopo la pubblicità arriva Detto Ferrante, cantautore del 1932. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un flusso perturbato atlantico provoca un nuovo peggioramento del tempo sull'Italia. Neve a quote basse al nord e in mattinata precipitazioni dal nord-ovest verso il nord-est, nonché su buona parte delle regioni centrali, sulla Sardegna e fino alla Campania, più asciutto sul resto del sud. Nel pomeriggio maltempo diffuso e anche intenso al centro-nord, localmente fino alla Campania, freddo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecché Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese. In italiano, Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dedico questa canzone a Sofonisba Anguissola, primo pittore donna e cremonese nel 1500, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Quando tramonta il sole, corro per la campagna. Quando tramonta il sole, fuggo dalla città. Quando tramonta il sole, sento questa magia, sento la nostalgia dei miei fiumi e vengo qua. I fiumi di Lombardia, i fiumi della mia terra, scorrono lenti tra i fiocchi, scorrono verso il mare, scaldati dal sol che muore, portano nell'acqua del mare, portano tanti miei sogni, portano un po' del mio cuore. I fiumi di Lombardia hanno tanta poesia e con grande armonia la vita mia calda il mio cuore. Quando autunno e inverno portano pioggia e freddo, quando la primavera abbaglia i suoi colori, quando l'estate scoppia tra il grano turco e i fiori, sento la nostalgia dei miei fiumi e vengo qua. I fiumi di Lombardia, i fiumi della mia terra, corrono lenti tra i fiocchi, scorrono verso il mare, scaldati dal sol che muore, portano nell'acqua del mare, portano tanti miei sogni, portano un po' del mio cuore. I fiumi di Lombardia hanno tanta poesia e con grande armonia la vita mia scalda il mio cuore. Si chiama Detto Ferrante, cantautore cremonese, pare che sia il più anziano d'Italia, essendo nato nel 1932. E questo brano, Fiumi di Lombardia, lo ha scritto, pensate, a 17 anni. Lo salutiamo caramente. Detto Ferrante è una scoperta del grande Francesco Caprini, che vi tiene compagnia il venerdì a mezzogiorno con la musica indipendente, e ve lo proporrò più spesso su queste frequenze, perché è uno dei cantautori ancora
che cantano, che raccontano, e a una certa età si ha tante cose da raccontare, non sempre si trova il modo giusto di farlo e cantando, suonando, scrivendo una canzone può essere un modo. 8:38 il buongiorno da Sammy Varin, 8:39 in questo momento, siamo in diretta in tutta Italia nella banda DAB della vostra autoradio, cercate Radio Libertà, anche su qualunque ricevitore che comprate da Media World, lo sconto, c'è ancora lo sconto del Black Friday, entrate, chiedete vorrei una radio, controllate, ma ormai per legge ogni nuova radio deve contenere la banda DAB, che non c'entra niente con l'internet, è una banda radio, semplicemente è digitale, come adesso tutte le televisioni sono ormai con la banda digitale. Nella banda DAB schiacciate DAB, la sintonia è automatica, vi vengono fuori tutte le radio in ordine alfabetico, non ci sono più le frequenze ma c'è il nome della radio, cercate Radio Libertà, siamo in tutta Italia, ma lo so ci seguite in tantissimi anche su Facebook e su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, un grazie a tutti voi, e naturalmente sul sito radiolibertà.net e sulla app di Radio Libertà che potete scaricare gratuitamente sul vostro cellulare. Gli argomenti di quest'oggi sono sintetizzati molto bene oggi sul quotidiano La Verità, che incarna parecchi ascoltatori che ci hanno scritto in questi ultimi giorni. L'assenza della voglia di votare. Buongiorno, ho quasi 80 anni, il voto era obbligatorio, se non si votava per 5 anni sospendevano anche i documenti e non c'erano tanti assenteisti proprio per questo motivo, una volta c'era la serietà delle persone. Interessante, no, perché io ho proposto regaliamo un biglietto della lotteria, ma secondo me è un'idea bellissima, una sciocchezza, ma gli italiani sono sciocchi un pochettino, se gli regali qualcosa, un biglietto della lotteria si può anche fare, monopolio dello Stato, quelle robe lì, e tu dici anche un pacchetto di sigarette, no, fa male fumare, dai, un biglietto della lotteria e vedrai che quello va a votare, magari ci scrive parolacce, però va a votare. Sammy, scusa, puoi ripetere su quale giornale si trova l'intervista al dottor Berrino? Raffaella, sul quotidiano La Verità. I bambini del bosco facevano la scuola parentale, detta anche homeschooling, perciò facevano scuola, vero, verissimo, assolutamente, però ti dico, su ogni quotidiano oggi mettono un però. Sammy, fai anche tu il bacchettone, basta, ognuno faccia quello che vuole, vero, certo, però io cerco di capire dove sta la verità e vi porto ancora, mamma che noia, sul quotidiano La Verità, perché secondo me davvero oggi rappresenta le problematiche di questo momento, anche ritornando a pagina 14 sull'utero in affitto. È un po' che non se ne parla. Oggi 2 paginoni sull'utero in affitto. Si intervista la relatrice all'ONU Rem Al-Salem, che dice: abolire l'utero in affitto è possibile, l'Italia è una delle voci più forti. La surrogazione altruistica ha numeri molto ridotti, la si cita solo per normalizzare la pratica commerciale, che è uno sfruttamento delle donne costrette a cedere il controllo dei loro corpi. Intervista di Francesco Borgonovo, lo sapete, pochi giorni lo troverete su queste frequenze, ma c'è anche Jennifer, la fondatrice di un centro di bioetica, che dice si sta legittimando l'eugenetica, gli embrioni sono selezionati prima dell'impianto e i committenti possono chiedere l'aborto selettivo, la madre non è libera neanche di mangiare quello che vuole. E ancora la psicologa, sempre sull'utero in affitto, quella ferita non lascerà mai il bambino. Un atto contro natura che ha effetti permanenti, perché poi comunque uno va per tutta la vita alla ricerca dei propri genitori, quelli veri. Si scherza un pochettino con Scripta Manent e Silvana De Mari, a pagina 16 della Verità. Chi non salta comunista è... Avete saltato anche voi almeno una volta alla festa della Lega? Sì, saltiamo tutti.
Non ha senso l'indignazione per i saltelli della Meloni contro i rossi, è un modo di condannare una delle peggiori ideologie della storia. In più, il luogo comune secondo cui alla corte di Togliatti & Company c'erano persone migliori che altrove è senza senso. Si disquisisce su questo, certo, vedere quelli di Forza Italia che saltavano, Tajani in particolare, un pochino ci ha fatto ridere. Vabbè, Sammy, non hai proprio niente da ridere. Si ride meno a pagina 18, dai cibi all'acqua il nickel è ovunque. Ecco quando potrebbe farci male. L'allergia al nickel, questo metallo, è particolarmente diffusa tra le donne per la sua presenza nei cosmetici. A tavola invece per la maggior parte della gente la dieta mediterranea garantisce l'assorbimento delle dosi necessarie. Se ne parla sempre sul quotidiano La Verità. Ultima argomentazione, signori, è la Boldrini. E lo so, però anche questo rappresenta ciò che mi avete scritto e detto in moltissimi venerdì. Cara Boldrini, la cartolina di Mario Giordano stavolta ha vinto, boldrinizzando la destra. Cara Laura Boldrini, lo sapete, ex presidente della Camera parlamentare, molto discussa perché ha delle ideuzze, questa che le scrivo non è una cartolina, è una resa. Alzo bandiera bianca. Ha vinto lei. Quando ho visto il centrodestra votare compatto il consenso libero e attuale, legge nata da una proposta di cui lei è stata prima firmataria, ho capito che non abbiamo più speranza. Altro che fascismo, scrive oggi sulla Verità Mario Giordano. Perché? Perché qui siamo al boldrinismo, scrive Giordano. Siamo cioè al regime del follemente corretto, al manganello femminista, all'olio di ricino, se non ora quando. Siamo di fronte alla marcia su Roma in salsa rosa, anzi Rossetto e Littorio. E lei, cara Boldrini, di questa rivoluzione la grande guida, l'unico duce, anzi, pardon, l'unica duca. Non duce, duca, boldrinisti a noi. La Camera dei Deputati anche da oggi, anno primo dell'era boldriniana, viene ribattezzata Camera delle Deputasse, deputatesse suona male, mamma mia, ha approvato all'unanimità una norma straordinaria. In pratica, ogni volta che si farà un atto sessuale, bisognerà essere in grado di dimostrare che si aveva il consenso del partner. L'onere della prova viene ribaltato, non è più chi denuncia a dover dimostrare di essere stato violentato, ma chi è denunciato a dover dimostrare la sua innocenza. E come farà? Ci vorrà una carta bollata per ogni abbraccio, un atto notarile per ogni bacio. Lei si immagini, cara Boldrini, una coppia che litiga. Lui la lascia e lei va in tribunale a dire che si ricorda benissimo che una volta, il 24 settembre 2024, aveva fatto sesso senza il suo consenso libero e attuale. Ora tu devi dimostrare il contrario. E come faccio? Lei ha vinto, cara Duca, perché è stata geniale. Credere, obbedire e soccombere, ma soprattutto mai trombare. Marchigiana, originaria di una famiglia cattolica, una giovinezza spesa in seguire i mitis dell'America Latina, indios, sandinisti, revolution. Lei è passata poi alla FAO e quindi all'Alto Commissariato per i Rifugiati e di qui direttamente alla politica. Eletta Consell nel 2013, è diventata presidente della Camera, poi nel 2019 è passata al PD. Memorabili le sue battaglie contro il sessismo linguistico, chiamatemi la presidenta, contro le Barbie e le pentoline giocattolo, contro le modelle in TV, contro con le donne in cucina, nelle pubblicità, a favore dei migranti, risorse, vocabolo adesso che ci è stato strappato dalla destra della Meloni, ma fa niente, le chiamavamo noi della Lega risorse, definite l'avanguardia del nostro stile di vita. Ogni tanto le è capitato qualche scivolone, come quando disse che le donne rappresentano il 50% della popolazione femminile, o come quando fu accusata di maltrattamenti dalla sua ex colf moldava, ma ovviamente noi boldrinisti della prima ora ce ne freghiamo. Ora qui, davanti a lei, con il dovuto rispetto, cara Boldrini, ci prepariamo ai prossimi passi della rivoluzione boldrinista. L'abolizione per legge delle Barbie, la bonifica della palude linguistica con imposizione
revisione del dizionario femminista e la nuova battaglia del grano, che consisterà nel togliere il grano agli italiani per darlo agli stranieri, adeguandoci così al loro stile di vita. L'anno primo dell'era Boldrini è cominciato, i Balilla esultano abbracciandosi l'un l'altro, ma solo dopo aver firmato il consenso libero e informato. Ci resta solo un dubbio, cara Laura, potrebbe chiedere al centrodestra che ci sta a fare al governo? Tan ta da dan, che è poi la domanda che voi ascoltatori ci avete fatto venerdì quando è uscita questa decisione della Camera, che ora dovrà essere ratificata dal Senato, quindi state tranquilli, qualcosa accade e sono contento che è stata presa sul serio, ecco, questa vostra irruzione sulle nostre frequenze, piuttosto arrabbiata su una legge che è stata approvata all'unanimità. Sarà che c'è una certa fretta perché ricorre chiaramente l'anniversario di tante, troppe violenze contro le donne. Corriere della Sera, Ucraina il piano dell'Europa, ecco le controproposte su NATO, soldati e confini, Rubio vertice produttivo, Meloni sente Trump, l'incontro a Ginevra e le trattative, il giallo sul testo americano, Salvini attacca ancora, niente solvi a Kiev se si pagano le ville e lo vediamo tra poco perché Salvini fa delle irruzioni su varie argomentazioni. In prima pagina sul Corriere si rimanda all'interno per l'intervista al ministro dell'Interno Piantedosi. Piazze violente, non cederemo a nessun ricatto. E poi le regioni al voto, crolla l'affluenza, la sfida dei partiti, quelli che hanno votato di più sono stati in Veneto, ma c'è tempo fino alle 3 del pomeriggio, dopodiché faremo una bella diretta fiume qui su Radio Libertà. Perché 6,3 miliardi non bastano alla sanità? È il data room di Milena Cabanelli. Tra le segnalazioni, il convegno al Senato e la polemica, la russa Pasolini non è della sinistra. Non so quello che vi possa poi interessare sul fronte calcio, a me non interessa, quindi non ve lo leggo neanche, risparmio fiato. Progressi sulla pace al summit di Ginevra, l'Europa in campo, attenzione, sono 2 paginoni, pagina 2 e 3 del Corriere, con la spiegazione di quello che si sta facendo per la pace. Rubio dice è stato l'incontro più significativo finora, ma Trump attacca ancora Zelensky, ma soprattutto, ragazzi, un paginone fitto a pagina 3 del Corriere con i 2 piani a confronto, quello degli Stati Uniti, sono 28 punti, e quello dell'Europa, che sono altri 28 punti, su molti c'è assolutamente perfetta ugualità, e su altri c'è da discutere. Signori, se avete qualche dubbio oggi, il Corriere ve li toglie tutti quanti, vivrete felici e in pace. Dai confini alle garanzie di sicurezza sono 5 i nodi chiave per l'intesa, i colloqui a Ginevra, i segnali di flessibilità, Kiev è pronta a tagliare l'esercito, ma a certe condizioni, anche il paginone successivo del Corriere su questo argomento. Ma poi ci si occupa di regionali, ultime ore delle sfide, crolla l'affluenza al 32%, dovete regalare il biglietto della lotteria, ve l'ho detto, e che cosa hanno fatto i candidati principali. Luca Zaia, la sveglia all'alba e un po' di palestra, la routine del Doge che teme il non voto. Vincenzo De Luca, il riposo a Salerno per l'ultimo giorno da viceré campano, ma ci si rivede presto. Giro la pagina e certamente arriva anche Michele Emiliano, le orecchiette e il tour di famiglia insieme a Ninetta, 20 anni bellissimi, e naturalmente la battaglia politica è certamente su chi vincerà e chi perderà. Primo piano, Matteo Piantedosi, Fiorenza Sarzanini oggi intervista il ministro dell'Interno. Da titolare dell'Interno conferma che il Viminale pagherà i danni da 100.000 euro la città di Bologna?
Secondo voi cosa risponde? Spero che quella del sindaco Lepore sia stata soltanto una battuta, per quanto infelice. I danni vanno chiesti a chi li causa, non a chi lavora per limitarli. In piazza a Bologna c'erano da una parte dei criminali che hanno aggredito e devastato e dall'altra i poliziotti che hanno fronteggiato gli attacchi. Occorre evitare di dare l'idea che si cerchi di assolvere i delinquenti colpevolizzando chi li contrasta. È vero, è la sensazione che la sinistra voglia proprio assolvere i delinquenti e poi li assolve davvero, grazie a certa magistratura, mica tutti, sono in pochissimi, ma certa. Il sindaco Lepore le aveva chiesto di non far giocare la partita della Virtus contro il Maccabi, risponde Piantedosi. Nonostante il rischio sempre insito in queste circostanze, la risposta non poteva essere quella di subire le prevaricazioni. Le proposte venute dal comune si limitavano a trasferire altrove il problema, peraltro senza porsi la domanda di cosa ne avrebbero pensato i sindaci, dove si chiedeva venisse trasferita la manifestazione. E poi l'intervista, signori, a Piantedosi è tutta vostra, non cediamo ai violenti, era un attacco antisemita e Bologna ne è piena di questa gentaglia. Il ministro sugli scontri di Bologna, sempre gli stessi professionisti del disordine. Paginone sul Corrierone, con anche Genova naturalmente, perché guarda caso anche quella è passata alla sinistra. A Genova 8 agenti feriti, la solidarietà di Salis, le tensioni al corteo contro Casa Pound. Giro di nuovo la pagina e siamo ancora sul Corriere per il ricordo della grandissima Ornella Vanoni, migliaia in coda per Vanoni, l'abbraccio della sua Milano, e Mario Lavezzi con Renato Zero davanti al suo letto sembrava dormisse. Anche sul Corriere i 3 figli tolti alla famiglia, insulti e minacce alla giudice che li ha tolti da casa, e i bambini che dicono fateci tornare a casa. Ancora polemiche tra Salvini e i magistrati. Oggi la relazione a Nordio, uno di quelli che si è fatto sentire fin dal primo secondo praticamente è stato proprio Matteo Salvini. Il vice premier ha detto farò di tutto per riconsegnare quei bambini alla loro famiglia. E mentre da più parti si invoca una riflessione attorno al tema delle responsabilità genitoriali, il caso continua a provocare un'aspra polemica politica e chiaramente si dice anche, sempre per voce di Matteo Salvini, dice ma c'è questa Europa che rompe tanto le palle, che ci vuole la casa green e tutto quanto, una volta tanto che questi avevano una casa completamente green, forse esageratamente green, gli togliamo la podestà e la lasciamo alle famiglie rom che vivono in mezzo ai topi e alla sporcizia rubando? Chiaramente aspetto un vostro pensiero, caro ascoltatore. Non mi hai mai scritto? Fallo adesso. Invia un WhatsApp al 340 67 09 659. Fa ben più ridere, l'abbiamo visto forse anche in TV, ma ne parla a pagina 21 al Corriere, il caso di Mantova. Si finse la madre per la pensione, ecco la foto per i documenti. Cioè questo figlio infermiere, ex infermiere perché pure è rimasto disoccupato, si è travestito da mamma per anni e facendo finta che la mamma non fosse mai morta. In realtà era in una stanza di casa sua mummificata e guardando le foto, insomma, sì, una minima somiglianza c'è, ma insomma si vede che non c'ha 80 e passa anni. Tutto questo chiaramente per andare avanti a prendere la pensione di reversibilità del marito e insomma sai ci ricorda molto Mrs. Doubtfire che si era sostituito alla madre questo signore, alla fine l'han beccato appunto perché scaduta la carta d'identità ha dovuto presentarsi in comune e insomma un minimo sguardo e vedevi che era un uomo travestito da donna. C'è da ridere. Soldi alla sanità perché non bastano, si scrive con Milena Gabanelli oggi sul Corriere e nel 2026 ragazzi abbiamo visto tante di queste problematiche che si acuiranno. Il servizio sanitario avrà 6,3 miliardi in più, un record, ma dopo 15 anni di fondi ridotti
L'aumento non copre i bisogni, scrive la Gabanelli sul Corriere. Quanto serve per stipendi e assunzioni? Meno cure a pagamento. Insomma, vi svegliate con un sorriso oggi acquistando il Corriere. Il Fatto Quotidiano, l'Unione Europea boicotta il piano Trump. Tregua e truppe NATO al fronte, 28 contropunti. Zelensky manda a trattare i 2 fedelissimi implicati nello scandalo. Questo il titolo principale del Fatto Quotidiano. Che giro di nuovo e vado sul Giornale. Una rima che ci piace: pace in Ucraina, mai così vicina. Svolta al summit in Svizzera. Ma oltre alla Coppa Davis, poker azzurro, trionfo alla romana della classe operaia, Spagna battuta in finale, c'è la mossa di Piantedosi in prima pagina sul Giornale. Stato contro il sindaco per i danni dei Propal. Chi rompe paga. A ribadire l'ovvio dopo gli scontri di Bologna è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che risponde alle polemiche del sindaco del PD Matteo Lepore, il quale sabato voleva mettere in conto al ministero i danni causati da antagonisti e Propal. Giovanni Toti si occupa del caso dei 3 bambini. Troppe leggi inutili sulla casa nel bosco. I giudici hanno le loro responsabilità, ma il caso dei 3 bambini strappati ai genitori è anche il prodotto di una legislazione compulsiva, emozionale, che almeno da 20 anni domina i lavori parlamentari. Troppe leggi, spesso contraddittorie, generano caos. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Giornale. All'interno, a pagina 8, è duello sui danni Propal a Bologna, ma anche Daspo urbano a Greta Thunberg e altri 36 attivisti non potranno entrare a Venezia per 48 ore, sai che roba, dopo che hanno colorato di verde il Canal Grande. Mezza paginona sul quotidiano Il Giornale, perché di più proprio non si riusciva a scrivere. A pagina 9, sit-in per la famiglia nel bosco, i magistrati, doveroso agire. Corteo a Roma in solidarietà alla coppia a cui hanno tolto i figli, ma le toghe insistono e l'ANM accusa attacchi scomposti. Sui social sono comparsi insulti alla presidente del Tribunale dell'Aquila, che motiva le misure dicendo: il maltrattamento dei minori si manifesta anche in forme di trascuratezza gravi. E Bianca Leonardi si occupa delle carte, un anno di battaglie tra avvertimenti, fughe, richieste di denaro. Catherine, la mamma, attiva su YouTube, promuove la sua attività di guaritrice spirituale. Le condizioni di mamma e papà che chiedevano: sì, le facciamo le analisi del sangue sui bambini, ma in cambio del consenso 50.000 euro per ciascun minore. Dice: ma come? Se i soldi non erano così importanti per questa famiglia? Paginone a pagina 9 del quotidiano Il Giornale. Ma restate lì, perché anche su questo argomento, tra pochi istanti, ascolteremo il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È la solita storia del pastore. Il povero ragazzo voleva raccontarlo e sta a dormire. C'è nel sonno l'oblio, come anch'io vorrei dormir così, nel sonno almeno brillare, la pace sol
Sforzo è vano, davanti ho sempre di lei, il dolcezza è mio. Eccolo qua, il lamento di Federico, e lui è Federico Paciotti, ma questo pezzo è di José Carreras, di Placido Domingo, di Luciano Pavarotti, un'aria dal secondo atto dell'Arlesiana, qua in versione quasi rock, perché Federico Paciotti fa crossover tra classica, lirica, rock, veramente tosto. Come tosto, ne sono certo, il capogruppo della Lega in arrivo, Riccardo Molinari. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi, Riccardo. Buona settimana. Ciao Sam, un saluto a tutti. Grazie per essere con noi e naturalmente lo sai Riccardo, io sono sempre curioso che cosa ha fatto nel weekend il capogruppo della Lega, perché uno pensa sì dai, questi finiscono presto di lavorare, poi a casa tutto il giorno non fanno niente, e invece poi quando si torna, appena si torna a casa, la Lega pensa al territorio fisicamente, perché durante la settimana ci pensa facendo politica, appena si torna a casa si incontrano persone sul territorio. Qual è stato l'incontro interessante di questo weekend attraverso la politica della Lega con Riccardo Molinari? Beh, guarda, allora, giovedì sera sono stato a un incontro organizzato dal collega Fabrizio Cecchetti insieme a Igor De Biasio a Pero, quindi nella zona vicino alla Fiera di Milano, dove c'è stata l'area Expo, quindi abbiamo fatto proprio un incontro con un centinaio di persone per raccontare come è stata rilanciata insomma l'area Expo attraverso la Regione Lombardia e per parlare poi della nuova legge di bilancio, quindi questo giovedì sera. Venerdì mattina sono stato al comune di Fubine, provincia di Alessandria, per l'inaugurazione insomma di una nuova strada, di una nuova passeggiata del comune, quello tra l'altro è un comune amministrato dalla Lega da tantissimi anni, dove c'è un ottimo sindaco che è Lino Pettazzi, che è anche segretario provinciale della Lega di Alessandria ed è stato parlamentare. Nel pomeriggio dovevo andare a Stresa per un incontro della Fondazione Italia Europa sul tema Trump, ma guarda, ti racconto un aneddoto, sfortunatamente non sono potuto arrivarci perché all'altezza di Romagnano Sesia ho beccato un sasso in autostrada che mi ha rotto il parabrezza, quindi sono dovuto tornare indietro, ho avuto questo inconveniente da gestire nel venerdì pomeriggio. E poi di domenica sono stato ieri a Castelcovate alla festa della Lega Lombarda. Quindi questo è stato, diciamo, il mio weekend. Ah, beh, ragazzi, vi fate un'idea, quindi Molinari non ne molla uno di questi appuntamenti, perché il bello, come in ogni rappresentante della Lega, il motivo per cui siamo a fare, speriamo, buona politica è quella di migliorare ogni giorno, e quindi ascoltando le vostre proteste e farle diventare poi proposte. Senti, prima di sapere cosa ci aspetta in questa settimana di Parlamento, a proposito di proteste, tu sai, questa radio esiste ancora dai tempi quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, è stata inventata da Umberto Bossi proprio per ascoltare la gente, e ti dico, la scorsa settimana, fin da venerdì, stranamente ho detto, perché è strano, una legge che viene approvata finalmente all'unanimità dalla destra, dalla sinistra, eccetera, e ho ricevuto tantissimi messaggi nella giornata di venerdì su questa legge approvata all'unanimità. Sto parlando naturalmente di quella contro la violenza sulle donne. Oggi La Verità ne parla con la cartolina di Mario Giordano, che scherza mica poi tanto, scrivendo: cara Boldrini, stavolta ha vinto boldrinizzando la destra, il famoso consenso libero e attuale,
che mette molta paura a noi uomini, perché dobbiamo capire in ogni momento se quello che stiamo facendo sessualmente o giù di lì va oppure no alla nostra donna, però magari ci insegna anche che ogni cosa che si fa bisogna pensarci un attimino prima di farla. È un qualche cosa che è stato approvato e che dal punto di vista processuale servirà molto, perché troppe volte alla donna gli viene chiesta: ma lei quanti secondi ci ha messo a reagire, e se sbagli i secondi allora la colpa è della donna, ma così si gira completamente la frittata. E c'è stata, perdonami Riccardo, una vera e propria insurrezione dei nostri ascoltatori su questo argomento, dicendo forse davvero vi state boldrinizzando, perché ci scherzavamo, ma tutto si rifà a una legge di qualche tempo fa, se non erro proprio della Boldrini, che sembrava quasi ci dovesse far scrivere un consenso prima del rapporto con la nostra donna. C'è possibilità di cambiarla, visto che deve passarla ancora al Senato, o c'è qualche cosa che forse adesso anche te, qualche dubbio che ti è venuto su questo argomento? Riccardo. Ma guarda, anch'io ho ricevuto diverse proteste, diverse mail, segnalazioni al gruppo a Roma. Io ti dico la verità, onestamente anch'io non ho capito perché la maggioranza ha scelto di andare dietro, diciamo, a questa proposta. Poi sai com'è, uno da fuori può dire sì, allora la Lega poteva non votarla, premesso che anche all'interno della Lega ovviamente c'è ad esempio il nostro Dipartimento Pari Opportunità era assolutamente entusiasta di questa norma, quindi ci sono sensibilità diverse anche nella Lega, per carità. Quindi, e poi quando un provvedimento, diciamo, il centrodestra, la coalizione decide di appoggiarlo, è chiaro che lo si appoggia. Però sì, anch'io ho molte preoccupazioni, ma io ce le ho sempre. Guarda, ogni volta che io sono sempre contro l'introduzione di nuove fattispecie penali o di aggravanti, perché io penso che le leggi già esistano, cioè in Italia già adesso tu non puoi compiere un atto sessuale contro la volontà di un'altra persona. È già così, non è che oggi in Italia è legalizzato lo stupro, di cosa stiamo parlando? Assolutamente no. È chiaro che questa cosa, se uno la vuole vedere, diciamo, in maniera non pericolosa, si può dire, vabbè, in qualche modo si è andato a ridefinire un concetto che già è presente nel nostro diritto, insomma. È certo che se qualcuno invece la vuole vedere in maniera negativa, questo potrebbe esporre a rischi, perché si è visto anche, insomma, molte battute sono state: ma cosa devo fare prima di andare ad avere un rapporto sessuale? Devo mandare una raccomandata, cioè devo mandare una PEC, devo far firmare un foglio, perché effettivamente l'estremizzazione del concetto porta a quello. Quindi sì, diciamo che io capisco abbastanza bene le preoccupazioni che stanno arrivando, e anch'io ho difficoltà a capire, ma sai, queste sono quelle ondate che partono, sono un po' come quando sono passate alcune norme sull'onda, diciamo, del momento, sull'onda della spinta mediatica, anche proposte magari da altri partiti, penso ai 5 Stelle col taglio dei parlamentari, tanto per dire, no? Dove alla fine una cosa che si è rivelata poi una sciocchezza si è dovuta fare perché l'onda mediatica spingeva lì. E io non vorrei che stavolta fosse stata più la stessa cosa, un Presidente del Consiglio donna che non voleva fare la parte di mettersi contro l'altra donna su un tema così delicato e farsi accusare di essere contro i diritti delle donne. Cioè, purtroppo temo che la razza sia questa qua. Però condivido le preoccupazioni di molti ascoltatori. Vediamo se poi il Senato adesso l'approverà, se potrà modificarla. Anche secondo me comunque ci si è pensato un po' troppo poco prima di approvarla, e posso dirvi che, insomma, le perplessità erano molte anche nei ranghi della maggioranza. Chiaro, e vedrete, cari ascoltatori, che si ritornerà su questo argomento, si aggiusterà la cosa, si renderà più comprensibile, e comprensibile a noi, certo, ma c'è qualcuno che fa queste cose che se ne fotte assolutamente delle leggi italiane, preferendo le leggi della propria religione. Ma lasciamo stare. In un minuto, giustamente, Riccardo Molinari ci dice che cosa ci aspetta dal punto di vista politico alla Camera questa settimana. Riccardo. Per restare in tema, c'è il DDL sul femminicidio, che anche qua giustamente c'è chi dice ma il reato, diciamo, già oggi uccidere una persona è un reato, l'aggravante di femminicidio diciamo che è un altro tema che in qualche modo divide, però qua c'è questa legge sul femminicidio, quindi che aggraverà le pene
se il delitto è commesso da un uomo, diciamo, nei confronti di una donna, perché ci si immagina che ci sia, diciamo, perché una maggior forza fisica e quant'altro. Poi ci sono le disposizioni sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia economica, e poi dovremmo riprendere quel provvedimento tanto caro alla Lega e a Valditara, quello sul consenso informato a scuola, cioè quello, anche qua avete visto tutte le polemiche, ma quello che prevede che la cosiddetta educazione affettiva possa essere svolta nelle scuole, parliamo di scuole elementari, nelle scuole medie e di grado superiore, possa essere svolta soltanto però col consenso dei genitori. Questo è un provvedimento a cui insomma siamo molto attenti e su cui c'è molta sensibilità. E noi torneremo certamente sull'argomento, spiando ciò che avviene in Parlamento con le tante finestre dedicate al Qui Parlamento in ogni trasmissione. Grazie al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, buon lavoro. Grazie Sergio, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, che prima di dare la voce a voi continua velocementissimo con la nostra rassegna stampa. Siamo sul quotidiano Il Giornale, le cose che sanno di Lega e di centrodestra, una partita tutta interna alle coalizioni, riflettori accesi su Lega e PD, si parla delle elezioni regionali. L'esito è quasi scontato, ma si capirà quanto vale la linea sovranista di Salvini e la solidità della leadership della Schlein. Augusto Minzolini ne parla oggi sul quotidiano Il Giornale. Chiaramente ci sono altre cose in ballo, come ad esempio capire in Veneto chi avrà la maggioranza, e che noi tifiamo Lega, è quel caso che ve lo dica, ma siamo sul quotidiano Il Giornale. Il crollo delle nascite manda KO lo sport. Così l'Italia perde 140.000 atleti l'anno. La corsa delle società al baby agonismo. È chiaro, non facciamo più figli e non troviamo più neanche quelli che fanno gli sportivi, e quelli bravi li dobbiamo prendere dall'estero. La Repubblica, Kiev, il piano europeo, regionali, affluenza ancora in calo. All'interno la telefonata tra Meloni e Donald con l'Unione Europea, ma no a contropiani. Attenzione, in taglio basso Matteo Salvini, mazzette usate per le mignotte. A Roma la piazza bipartisan per l'Ucraina. Guarda che Salvini, quando parla chiaro, riscuote un boato normalmente, perché non te l'aspetti più da un viceministro, da un vicepremier, scusa, da un ministro che si occupa di cose importantissime come le infrastrutture. È chiaro, poi sei immerso nel burocratese, quindi si parla come un capo di governo. Invece Salvini, scrive Gabriella Cerami oggi su Repubblica, usa parole forti. Quando sono in corso i colloqui a Ginevra sul piano Trump e in piazza Roma si invoca una pace giusta e anche duratura, certo. Matteo Salvini alla festa della Lega Lombarda a Castelcovati in provincia di Brescia è dirompente. Abbiamo sempre votato i pacchetti di aiuti per l'Ucraina, ma hanno scoperto un giro di mazzette, almeno 100 milioni di dollari pare siano finiti in conti all'estero, in bagni d'oro e giri di prostituzione, sostiene il vice premier. La Lega ha chiesto chiarezza e dicono che siamo pagati da Putin, ma se invece di aiutare i bambini si pagano le mignotte e le ville all'estero, io non ci sto. Chiaramente la polemica di Repubblica, le urne aperte, ma questa volta il leader leghista scava un solco ancora più profondo che allontana la Lega dal resto dell'Europa quando la trattativa è a un punto cruciale. Chiaramente, signori, vi chiedo cosa ne pensate, inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659, ma se volete divertirvi, oggi ne parla Repubblica, che chiaramente poi parla anche col cancelliere tedesco Merz. Kiev ha diritto a mantenere i territori, questa è la linea rossa. Paginone con l'intervista al cancelliere tedesco. E scontro sui numeri delle intercettazioni, falsi quelli di Nordio, siamo a pagina 13, ma in taglio basso ancora Salvini. Lega, piazza anti-Islam, ancora gelo per Vannacci.
Miriam Romano ritorna a Brescia alla festa della Lega Lombarda. Ma come? Ma non c'è andato nessuno, ma era tutto vuoto, dicono quelli del Patto per il Nord. Siete ridicoli, vergognosi. Oh, nonostante vi vogliamo bene, perché sono tutti gli ex trombati della Lega rimasti senza cadreghe, che per decenni sono stati foraggiati dalla Lega, qualunque cosa avvenisse, anche se facevano cazzate, e adesso che non hanno più la cadrega devono parlare ogni giorno male della Lega. E cosa c'è di meglio che far vedere la foto della festa della Lega Lombarda a Castelcovati Brescia quando ancora non c'è nessuno? Siete stupendi, vi amiamo. È che ragionate come ragionavate 10 anni fa, quando facevate la stessa cosa, facendo la foto alle feste della Lega del PD, di altre robettine inventate dal PD, eccetera. Ma non le facevate quando non c'era ancora nessuno, le facevate quando erano piene, e non c'era nessuno anche quando erano piene quelle del PD. Almeno da noi non c'è nessuno quando sono vuote. Il ponte sullo Stretto è stato studiato dagli ingegneri per durare almeno 2 secoli, parola di Matteo Salvini, che ieri dal palcoscenico della festa nazionale della Lega Lombarda ha lanciato la manifestazione dei patrioti europei per la libertà dell'Occidente, contro l'islamizzazione e per la remigrazione. Termine che cominciamo a studiare, e ragazzi c'è la data questa volta, sono finite le Olimpiadi, non ci saranno altri impedimentorum, la data è già fissata per la prossima primavera, 18 aprile, per parlare di remigrazione, e questa volta si punterà al cuore della città di Milano, in Piazza del Duomo. Wow! Ovazioni e applausi per il leader del Carroccio, e poi tutti in coda per il selfie di rito con cui il vice premier dedica una buona mezz'ora. Signori, non c'era assolutamente nessuno, tutto vuoto alla festa della Lega di Castelcovati. Ma guarda un po' che roba, fanno una festa che dura 3 giorni e non ci va nessuno, veramente. Chiaramente è arrivato anche Vannacci, ma non si sono incontrati, ancora gelo per Vannacci, perché c'era il derby, guarda caso. Uno deve anche andare a casa a vedere Matteo Salvini, perdonami, ci tiene al calcio. Minacce, insulti alla giudice che ha tolto i bambini alla famiglia nel bosco, bufera social contro la presidente del Tribunale dei minori che li ha trasferiti, l'incontro in comunità con il legale dei genitori, quando potremo tornare, paginone con il presidente del comitato del sì al referendum sulla separazione delle carriere, che però dice insopportabili gli attacchi mediatici, basta con le guerre di religione, i magistrati fanno l'interesse dei minori. Rispondo sì, sicuramente, ma non sempre, magari la verità sta nel mezzo. C'è un paginone anche su Repubblica sulla vicenda dei bambini strappati alle loro famiglie, parlando anche della ristrutturazione del bagno, la scuola, la strategia per riportarli a casa. L'avvocato della famiglia prepara ricorso, già pronto il progetto di un ingegnere per risistemare il rudere e per fargli il bagno all'interno della casa, almeno questo. Però ribadisco, quello che si deve capire è la famosa socialità. Quei bambini avevano socialità, potevano parlare e giocare con altri bambini, perché ripeto, questo è un mio parere personale, non sono psicologo, non sono niente, ma prima o poi questi bambini dovranno entrare in un paese, in una città, avere rapporti con altri, significa saper far fronte ad altri. Chi gli insegna tutto questo? I genitori? Non lo so, però vorrei naturalmente da voi anche un vostro parere scrivendo WhatsApp al 3406709659. Europa-USA spinta per la pace, titola così il quotidiano La Stampa. Ufficialmente da ieri esiste un contropiano europeo sulla pace in Ucraina, anticipato dai media inglesi. Va subito precisato un aspetto però per evitare interpretazioni fuorvianti circolate per qualche ora. Secondo l'agenzia Reuters, che ha pubblicato integralmente il testo, si tratta di 28 punti
esattamente lo stesso numero della proposta di Donald Trump e hanno una natura emendativa, li abbiamo visti sul Corriere. Questo vuol dire che il piano americano è la base di partenza, come ripetono da 72 ore tutti i leader. Ripeto, oggi il Corriere li fa vedere tutti i 28 punti americani e quelli nostrani dell'Europa. All'interno della stampa, Europa schiacciata tra America e Russia-Cina, 6 italiani su 10 bocciano la lentezza dell'Unione Europea, signori. L'analisi di Alessandra Ghisleri: la metà dei cittadini sente che l'asse atlantico si sta spostando verso l'Asia e guardano all'Africa per il futuro. Guarda caso, proprio quello a cui servirebbe anche il ponte di Messina. Ragazzini killer, a pagina 17, a 15 anni confessa l'omicidio commesso la scorsa notte a Napoli. Così la criminalità assolda minorenni per regolare i conti con il sangue. Pazzesca sta cosa, ma ancora di più Titti Marrone di spalla che commenta dicendo: la crudeltà fuori controllo nella città che si fa giungla. Attenzione, a proposito di quei ragazzi che vivono nei boschi, fanno bene da un punto di vista, ma prima o poi in città ci dovranno andare. Tra i 10 e i 16 anni il coltello, poi si passa alla pistola in graduale progressione. Lo dice la regola non scritta di notti violente come quella tra venerdì e sabato scorsi, costata la vita al 19enne Pio Marco Salomoni a Napoli, a pochi passi dall'albergo dei poveri voluto da Re Carlo III e candidato a diventare chissà quando centro multimediale di aggregazione e culture giovanili. Certo, a 15 anni però gli metti in mano una pistola. Chi gliel'ha messa in mano? Chi gli ha insegnato questa legge della giungla? Io ho le mie idee e voi forse le conoscete. A pagina 18, nel bosco dei bimbi sottratti ai genitori. Ora anche le altre famiglie hanno paura. Ve l'ho detto, ogni giornale aggiunge un tassello a questa triste storia dei bambini strappati alla famiglia che vive nel bosco. Perché? Perché ce ne sono altre di famiglie, oddio l'ho detto e adesso, altre famiglie che fanno una vita similare, che vivono in casolari isolati in mezzo al bosco. Ora anche loro hanno paura di questo e che gli tolgano i figli. E uno dei commenti sulla stampa di Anna Oliverio Ferraris: il rischio che i figli si sentano in colpa, perché ora questi ragazzini strappati alla loro casa si sentono in colpa, dicono: ma cosa abbiamo fatto di male? Perché sono arrivate le camionette dei carabinieri, della polizia e ci hanno portato via. Pagina 21, Massimo Boldi, intervista: ho iniziato come autista e venditore di panettoni, mi manca Carlo Vanzina, Zalone non mi convince. Paginone sul quotidiano La Stampa, che infine si occupa a pagina 25 di condoni comunali. Sì, perché la legge di bilancio 2026, quella di rottamazione che ha voluto tanto la Lega, permetterebbe agli enti locali di rottamare le multe non saldate. IMU e Tari potranno essere riscosse ma con uno sconto. I sindaci temono siano incentivi a non pagare, naturalmente i sindaci di sinistra. C'è un paginone a pagina 25 molto interessante, e il fatto che La Stampa ci dedichi così tanto spazio vuol dire che è vero. Ho ancora qualche istante, faccio un giro sul Libero, scusandomi con tutti voi se oggi non riusciamo ad aprire le linee, mi sento in colpa anch'io, come un bambino del bosco strappato ai propri genitori. Kiev, la pace s'avvicina, Italia decisiva. Blitz all'alba di Georgia su Trump. Chiamata del premier alle 5 del mattino ora di Washington per mediare sull'Ucraina tra Casa Bianca ed Europa. Meloni: non mi interessano le critiche al piano, lavoriamo. Dopo Bologna-Genova, ancora violenza rossa. Assalto alla polizia nella notte, 8 feriti, scontro PD Viminale. All'interno del quotidiano Libero, chiaramente si parla il caso della famiglia nel bosco in centropagina sul Libero, con articoli di Antonio Socci, quegli educatori falliti che vogliono giudicare, e di Marco Patricielli, l'Abruzzo e la ricerca di un mondo a parte.
All'interno torna la violenza rossa dopo Bologna, ecco Genova, Piantedosi avvisa i Propal, i danni li pagherete voi. E poi l'allerta di Giuliano Cazzola. I velinari di Hamas vanno a caccia dell'incidente. È strana meditazione del sindacalista di lungo corso e giuslavorista Giuliano Cazzola, ma soprattutto, bolognese doc, si rende conto di ciò che vive a Bologna, quale atmosfera si respira. Mai come il sindaco Lepore, a pagina 5 di Libero c'è il ritratto di Matteo Lepore, il sindaco antagonista che ha come faro politico disobbedire al governo. Il primo cittadino di Bologna, ex assessore all'immaginazione civica, cosa sarà mai, ditemelo voi, dopo aver fatto fuori i riformisti del PD ha messo nel mirino l'esecutivo, dalla bagarre sulle zone a 30 all'ora alla distribuzione di pipe per il crack, e adesso voleva fargli pagare allo Stato i danni per i disordini che ci sono stati l'altro giorno. La legge sulla strada, occhi, gesti, tattica spartana, le 13 regole anti-Maranza. Ragazzi, questa sarebbe da leggere. A pagina 7 di Libero, intervista a Mario Furlan, presidente dei City Angels, che organizza corsi per difendersi dalle aggressioni, dal dialogo allo sfondamento. Ecco come muoversi. Ragazzi, ci sono 12-13 punti, consigli come comportarsi quando si avvicinano a voi dei Maranza. Buonsenso e lucidità. Quando c'è qualcuno che non ti piace, guardalo con aria neutra per 2 secondi. Se non si è accontentato dei soldi, bisogna sfondare. Trova il soggetto più debole e cerca di scappare. Ragazzi, fa impressione, ma vi leggo ancora qualche riga, poi devo chiudere. Se sei per strada e vedi un gruppo di ragazzi con brutte intenzioni, allontanati subito. Guardati intorno, capisci dove andare in caso di bisogno. Un negozio, un portone, un rifugio, un'auto delle forze dell'ordine, un gruppo di persone assiepate in un angolo. Tutto può essere un valido rifugio o appiglio per sottrarsi all'assalto. Nel momento in cui la via di fuga ti è preclusa e i Maranza ti sono addosso, vale anche per i delinquenti comuni, c'è da capire cosa vogliono. Se vogliono derubarti di tutto e ti tirano 4 schiaffoni per portarti via i soldi o il cellulare, sta zitto e incassa. Se capisci che ti vogliono fare del male, che stanno cercando una preda con cui divertirsi, reagisci. Parlare è fondamentale, con calma e accondiscendenza, facendo leva sul buon cuore di qualcuno di loro. C'è spesso nel gruppo il ragazzo debole o refrattario entrare nella spirale di violenza. Mi chiamo Mario, vi do tutto quello che volete, ma non fatemi del male. A caso mia madre che è anziana ha bisogno di me. Magari non funziona, magari ottieni un risultato e ne esci vivo. Se ti vogliono derubare, dal momento che sono tanti sicuramente armati di coltello e spesso sono sotto l'effetto di droga o alcol, è consigliato fare movimenti lenti, mai parlare a scatti che potrebbero innervosirli. Devono comprendere che sei pronto a collaborare. E va avanti l'intervista con Furlan, presidente dei City Angels. Fa paura, ma contiene veramente tanti consigli, fino ad arrivare a quello che è successo a Napoli, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Un 15enne confessa: ho sparato io. E io me ne vado certamente ringraziandovi per i tantissimi messaggi che non vanno al macero, perché alle 11 di questa mattina adesso c'è l'editoriale del direttore, poi si parla di America, poi Giulio Cainarca. Alle 11 ritorno in onda per leggere tutti i vostri messaggi e riaprire le ostilità per la diretta della rassegna stampa. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.